3 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e 4 in capo ad ATER sono stati individuati dalla Commissione che ha svolto lo screening sul patrimonio immobiliare e verranno consegnati a giorni a chi ne ha diritto secondo graduatoria. Lo ha comunicato l'assessora ai servizi sociali e alla casa Patrizia Trapella durante la conferenza che ha riepilogato un anno di amministrazione. L'assegnazione naturalmente è subordinata all'accettazione da parte degli aventi diritto dell'esatto alloggio recuperato. Dal 2014 non succedeva di sbloccare nuovi immobili, ha detto l'assessora. È pur vero, come da Vox Populi, che case libere ce ne sono, ma questo non significa che siano immediatamente disponibili, senza una manutenzione o gli allacciamenti o l'agibilità, circostanze per le quali sono necessarie risorse non sempre nelle casse del comune. Trapella ha altresì informato della predisposizione del nuovo bando per l'edilizia residenziale pubblica che tenga conto in particolare delle esigenze delle persone anziane e con disabilità. Sorvolando la battigia di Isola Verde è facile notare in questi giorni una serie di piccoli cumuli di sabbia come colline di un paesaggio fantascientifico. Dovrebbe trattarsi della preparazione di un futuro ripascimento, dando per scontata l'erosione sabbiosa operata dal mare durante il maltempo. Ci si chiede però se abbia un senso agire ora, al termine di una stagione di sofferenza per gli operatori locali, proprio per i ritardi nelle opere, e con tutti i mesi più freddi ancora da iniziare. Chioggia Azzurra ha raccolto la preoccupazione di Giorgio Bellemo, presidente di Ascot, l'associazione che raggruppa i concessionari balneari del litorale, e non usa mezze parole. Così non funziona, è un lavoro fatto malissimo. Probabilmente la ditta incaricata non è all'altezza di lavori così importanti. I timori di Ascot sono anche per l'equilibrio ambientale che rischia di venir meno. Ad esempio, per il finanziamento del ponte sul Brenta era stata convocata una commissione consiliare che ha però accuratamente rinviato la discussione nello specifico. La Giunta 5 Stelle, spara a zero il presidente Bellemo, dimentica l'ambiente e le esigenze delle categorie turistiche, sintomo di un'azione amministrativa che non c'è. Palio della Voga, buona la seconda. Dopo il rinvio la scorsa domenica causato dalle avverse condizioni meteorologiche, dovrebbe disputarsi domani pomeriggio, dalle ore 16, la prima edizione della manifestazione organizzata dalla Remiera Clodiense, in collaborazione con il Comune e la Proloco. A sancire ancora una volta il matrimonio inscindibile fra la città e i suoi sport storici, sono attesi molti spettatori e appassionati a godersi lo spettacolo sulle rive di Borgo San Giovanni e di Sottomarina. Weekend con il cinema al Teatro Don Bosco. Equamente ripartito tra l'offerta per l'infanzia, ovvero Cattivissimo Me, film di animazione che viene proiettato di pomeriggio, oggi alle 16, domani alle 15 e alle 17:30, e la commedia francese Un profilo per due, storia semiseria di un 75enne vedovo che resta impigliato in un sito di appuntamenti online. Da qui una serie di equivoci. La pellicola andrà sullo schermo questa sera e domani sempre alle ore 21. Sale intanto l'attesa per il chiacchierato colossal di guerra Dunkirk di Christopher Nolan, che conoscerà 3 proiezioni la settimana entrante, rispettivamente mercoledì 4, sabato 7 e domenica 8 ottobre, sempre alle ore 20. Ciao amici, bentrovati all'appuntamento meteo con questo weekend. La situazione si presenta ancora abbastanza stabile nella giornata odierna e cominciamo a sbilanciarsi un pochino su quello che sarà la nuova settimana. Cominciamo col dire comunque che è una situazione di blocco anticiclonico ad ovest che sta portando naturalmente una fase di tempo stabile abbastanza soleggiato da diversi giorni. Questa fase però stabile, caratterizzata da un anticiclone piuttosto invadente alle latitudini occidentali, naturalmente crea anche un blocco antropressorio che impedisce la formazione e il passaggio di perturbazioni atlantiche verso le nostre latitudini che tanto bene farebbero per la pioggia di cui tanto naturalmente abbiamo bisogno. Naturalmente questo blocco ad ovest impedisce a queste perturbazioni di traslare verso le nostre regioni, le fa transitare verso nord per poi ridiscendere nella parte orientale, causando poi maltempo severo a volte anche nell'Europa orientale, però privando le nostre zone dell'acqua necessaria specialmente in questo periodo dell'anno.
Questa situazione tenderà naturalmente ad essere ancora attiva perlomeno almeno fino al 10-12 di ottobre, quindi sostanzialmente avremo questo periodo caratterizzato comunque da alte pressioni, a parte qualche saccatura che entrerà, ma che non sarà certamente in grado di dispensare né piogge né tantomeno fenomeni estremi. Quindi analizzando la situazione per domani e oggi soprattutto avremo una certa variabilità in giornata caratterizzata da temperature che si manterranno comunque fresche nella mattinata e leggermente più alte nel pomeriggio, mentre domani la situazione sarà un pochino più nuvolosa e forse con qualche piovasco solo alle quote diciamo alpine e prealpine. Dopodiché un'altra perturbazione sfiorerà le nostre regioni all'altezza di martedì e caricherà anche lì qualche piovasco, forse anche sulle coste, ma questo lo tratteremo ampiamente lunedì. Nel complesso possiamo dire che sarà un weekend abbastanza stabile e tranquillo e qualche gita fuori posta si potrà anche fare. Non mi resta che augurarvi una buona giornata e ci sentiamo domani.